Ad emergenza rientrata ma non conclusa si fanno i conti con quella che è stata la gestione di una situazione sanitaria mai vista prima d'ora. Ad emergere tra le strutture dell'ULSS 2 Marca Trevigiana anche l'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. Le persone che sono entrate in questo ospedale sono state gestite molto bene e l'equipe, pur anche essendo un'equipe chiaramente oltre a quella di medicina non con competenze internistiche, è riuscita a riorganizzarsi grazie alle coordinatrici e al primario dottoressa Villalta in modo tale da supportare questi pazienti. Quindi un vivo ringraziamento da parte da tutta la direzione aziendale e dai due direttori di ospedale che hanno collaborato insieme ai primari per questa bellissima riuscita, per questo bellissimo risultato che è un riferimento per tutta la nostra azienda. Una struttura che si è distinta nella gestione dell'emergenza Covid-19 grazie al lavoro di squadra che ha affrontato l'emergenza in modo molto professionale ma anche umano. Nessuno può vincere in situazioni del genere se lavora da solo e c'è bisogno di tutti ed è la forza della squadra che vince per l'obiettivo che è quello di salvare, di guarire, di migliorare rispetto al paziente. La cosa da sottolineare è che a fronte di un problema così grande, veloce, rapido, tutto il personale, tutti indistintamente hanno dato la massima disponibilità e hanno manifestato un senso di responsabilità molto elevato. Un'ottantina circa i pazienti positivi che hanno varcato la soglia del San Giacomo, ma a far paura è stato l'andamento della malattia, dove rapidità e imprevedibilità sono stati fattori che hanno richiesto maggiore attenzione. Un'esperienza unica nel suo genere, ha dato tanto, molto forte, perché ci ha legato tra di noi operatori, ma anche con i pazienti abbiamo avuto un legame emotivo molto, molto importante e anzi ci sono degli ex pazienti che ancora si ricordano di noi, siamo ancora in contatto con loro.